Questo centro, oltre ad essere ridondato all'interno, è anche ridondato da fuori, nel senso che qua si governa completamente la rete del Friuli e nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a questo centro, la rete viene ripresa da Bologna. Nel caso in cui succedesse qualcosa a Bologna e quindi tutta l'Emilia Romagna, noi prendiamo la rete di Bologna. Cioè i nostri centri, tutti i nostri 28 centri sono backuppati, passatemi questo termine, da una parte all'altra, insomma, a chilometri di distanza. Allora, io vi volevo far vedere innanzitutto questo monitor, cosa vede il turnista e cosa c'ha. Innanzitutto la funzione del tempo in tempo reale. Questo per noi è fondamentale, questo è un applicativo Windy, è in tempo reale che permette di vedere l'avanzamento del fronte temporalesco. Questo in tutte le situazioni lo usiamo sempre, soprattutto per prepararsi alle emergenze e anche alle grandi emergenze, ahimè, che speriamo di non avere. Alla mia destra c'è il protocollo di servizio. Che cos'è? È quello che permette di capire lo stato della rete, i guasti piuttosto che segnali deboli, eccetera. E poi abbiamo la struttura di telesorveglianza. Ma qual è la rete? Allora, qua si governa la rete AT, MT e BT. Quindi, cosa vuol dire? Alta tensione vuol dire che quella che Terna ci porta, e noi la portiamo da 130.000 volt a 20.000 o 10.000. Ok? Dopodiché abbiamo le nostre linee di media che sono aereo in cavo e poi arriviamo nelle 38.000 cabine secondarie, che sono quelle che abbiamo vicino a casa, che ci permettono poi di fare la trasformazione o 20.000 o 10.000 a 230 nel caso dell'abitazione normale o a 400 nel caso del trifase. E queste sono 38.000, peraltro 9.000 telecontrollate. Ecco che quindi questo è fondamentale, e poi ve lo farò vedere, perché per il caso di guasto si riesce a controalimentare da una parte all'altra. La rete elettrica del Veneto e del Friuli. Attualmente governiamo circa, se parliamo del Veneto, governiamo circa 27.000 km di rete, 38.000 cabine secondarie, e adesso vi spiego, e 154 cabine primarie. Cosa sono le cabine primarie e le cabine secondarie? Allora, quando noi riceviamo la corrente da Terna, diciamo così, viene fatta una trasformazione da 130.000 volt a 20.000. Queste sono le cabine secondarie, e sono poi 38.000 attraverso le linee elettriche sia aeree che in cavo, e che abbiamo praticamente vicino a casa. Sono quei 2 metri per 2 che abbiamo vicino a casa, 2,5 per 2,5. Da lì poi viene fatta l'ulteriore trasformazione e abbiamo la corrente a casa, che sono i 230 volt o i 400 nel caso di trifase. Sapere che gestisce la rete. È costituito fisicamente da questi ambienti. Il piano terra, che abbiamo visto, ci sono elaboratori, calcolatori, sistemi di comunicazione col campo e quant'altro. Qua abbiamo questa sala, che è il vero cuore del centro operativo, in cui, come vedete, ci sono delle postazioni, sono 6 postazioni in cui ognuna di queste c'è un turnista, perché questo centro presidia 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 365 giorni l'anno, la nostra rete elettrica. Abbiamo 88.000 km di rete nel Veneto, Presidente. Significa che la rete elettrica del Veneto, messa in fila, partiamo da Venezia, facciamo un giro della terra, ritorniamo un'altra volta a Venezia e arriviamo fino a Pechino. Questa è la lunghezza della rete elettrica che gestiamo qua dentro, con 154 impianti primari che permettono di prendere l'energia elettrica dalla rete di altissima tensione interna e che poi la distribuiamo. Abbiamo connesso sulla nostra rete elettrica, e questo è davvero un primato della Regione Veneto, fino ad oggi 191.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Grazie.